Dopo tanta attesa, finalmente il Comune di Agrigento pubblica i bandi per i progetti inerenti alle iniziative culturali per Agrigento 2025 da completare entro il prossimo 31/12. Illustrati da Coletta Verde di Legambiente i dati relativi all'inquinamento delle coste in Sicilia, tra i punti attenzionati nella nostra costa, la più inquinata è la foce del torrente Consalamone a Sciacca. Arrestato dai carabinieri di Favara un 61enne per resistenza a pubblico ufficiale, molestava il padre di 91 anni. Incidente sul lavoro a Licata mentre effettuava dei lavori nella propria casa di campagna. Al via la nuova campagna pubblicitaria della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani. Sarà inaugurata giorno 24 la nuova strada che collega Palazzo Adriano a Bivona, da anni non percorribile per via di una frana. Presentata stamani la festa di San Calogero a Favara, che si terrà dal prossimo 25 luglio al 4 agosto. Si svolgerà il prossimo 1 agosto la premiazione del concorso fotografico su San Calogero nell'atrio del Teatro Pirandello di Agrigento. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi martedì 22 luglio. Dopo tanta attesa, finalmente il Comune di Agrigento ha approvato e pubblicato l'avviso per la selezione dei progetti culturali per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate all'evento Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 di servizio. Dopo tanta attesa, finalmente il Comune di Agrigento ha approvato e pubblicato l'avviso per la selezione dei progetti culturali per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate all'evento Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. L'avviso ha come obiettivo quello di selezionare progetti per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate all'evento Capitale Italiana della Cultura, che dovranno essere contraddistinte da elevato e riconosciuto livello culturale, comprendendo in termini ampi la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della città, del territorio agrigentino, tramite, a titolo esemplificativo, spettacoli ed eventi performativi, esposizioni, attività di laboratorio, di intrattenimento, di aggregazione e di inclusione sociale, al fine di arricchire l'offerta culturale di qualità della città e della nostra provincia. Le iniziative dovranno svolgersi in spazi pubblici o privati aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto entro il 31 dicembre del 2025. Per ogni progetto selezionato il Comune di Agrigento affiderà il servizio fino a un massimo di 15.000 euro. Possono partecipare all'avviso i soggetti pubblici o privati, quali enti, istituzioni, fondazioni, associazioni o comitati istituiti. Il sindaco Miccichè afferma: l'avviso appena pubblicato persegue il traguardo del pieno coinvolgimento della comunità agrigentina nell'attuazione del progetto di Capitale Italiana della Cultura 2025. Questa è l'occasione per esaltare e valorizzare i talenti, le energie e le visioni che nascono nel nostro territorio. Invito pertanto, afferma Miccichè, gli operatori culturali, le associazioni e le realtà attive a partecipare con entusiasmo, idee e passione. Insieme possiamo costruire un programma ricco, inclusivo e capace di lasciare un segno profondo e duraturo nella città e nella nostra provincia. Il 44% dei campioni analizzati da Coletta Verde lungo le coste siciliane è risultato oltre i limiti di legge. È stato questo il quadro presentato durante la conferenza stampa organizzata da Legambiente Sicilia a Porto Empedocle. Nella provincia di Agrigento sono 3 i punti campionati, 2 foci risultano inquinate e 1 entro i limiti. Il punto alla foce del torrente Consalamone a Sciacca è risultato fortemente inquinato, mentre quello della foce del fiume Acragas ad Agrigento inquinato e il punto di Licata, la foce del fiume Salso, è risultato entro i limiti. Noi abbiamo seguito l'evento, le interviste ai protagonisti. Il 44% dei campioni analizzati da Coletta Verde lungo le coste siciliane è risultato oltre i limiti di legge. È stato questo il quadro presentato durante la conferenza stampa organizzata a Porto Empedocle con la partecipazione di Daniele Gucciardo, presidente Legambiente Rabat Agrigento.
Il monitoraggio della costa della Sicilia quest'anno si è svolto tra la fine del mese di giugno e gli inizi del mese di luglio. In tutto sono stati campionati 25 punti, di cui 16 a mare e 9 in situazioni critiche di scarico, foci di fiume o torrenti. Su 25 punti campionati, 14 sono risultati entro i limiti di legge e i restanti 11 hanno evidenziato criticità per una scarsa e inefficiente depurazione. In particolare 2 punti sono risultati inquinati e 9 fortemente inquinati. Focus dei punti campionati nella provincia di Agrigento sono stati 3. 2 foci risultano inquinate, una entro i limiti. Il punto alla foce del torrente Consalamone a Sciacca è risultato fortemente inquinato, mentre quello alla foce del fiume Acragas ad Agrigento inquinato e il punto allicata alla foce del fiume Salso è risultato entro i limiti. Come sta il mare agrigentino? Non sta benissimo, lo vedremo con i dati che verranno diffusi tra qualche minuto nella conferenza stampa di Goletta Verde. Noi da molti anni monitoriamo le foci dei fiumi, del fiume Salso, del fiume Palma, del fiume Acragas, del fiume Naro, del torrente Cansalamone e anche del fiume Platani. Facciamo 3 prelievi ogni anno alternandoli con altri, in maniera tale da avere sempre sott'occhio la qualità delle acque di questi importanti 3 corsi d'acqua. Il metodo di Goletta Verde è quello di monitorare l'acqua di interfaccia, cioè l'acqua che arriva al mare dall'entroterra, per capire la qualità della depurazione dei nostri centri urbani, e devo dire che nel corso degli anni le notizie non sono mai state molto incoraggianti. Ci sono punti molto critici che sono il torrente Cansalamone a Sciacca, che è perennemente inquinato, e lì bisognerebbe immediatamente o molto celermente intervenire. So che si sta lavorando per il depuratore, però ancora oggi le acque del centro urbano vengono sversate direttamente in mare nei pressi del porto di Sciacca. Nel fiume Salso quest'anno abbiamo fatto dei prelievi, però non posso anticipare nulla perché verrà diffuso tra pochi minuti. Ma relativamente buono, diciamo, a parte il fatto che abbiamo, nei punti che abbiamo monitorato, 2 di questi risultano inquinati, di cui uno fortemente inquinato, quello di Sciacca, quello che abbiamo monitorato a Sciacca, e quello appunto sul alla foce del fiume Acragas, che risulta inquinato, mentre quello di Torre Salso risulta entro i limiti. Quindi insomma diciamo che anche lì bisogna intervenire perché appunto i sistemi di depurazione siano maggiormente più efficienti ed efficaci nel trattare le acque depurate, le acque reflue depurate. I carabinieri della tenenza di Favara hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 61enne del posto già noto alle forze dell'ordine per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il servizio. I carabinieri della tenenza di Favara hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 61enne del posto già noto alle forze dell'ordine per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'uomo, nonostante fosse sottoposto già al divieto di avvicinarsi all'abitazione del padre ultra novantenne, si è presentato nei pressi della casa. L'anziano, tenendo per la sua incolumità, ha prontamente allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, che hanno individuato il 61enne ancora nelle vicinanze della casa. Alla vista dei carabinieri l'uomo ha tentato la fuga a piedi, venendo tuttavia raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Nel corso delle concitate fasi dell'intervento ha opposto attiva resistenza, aggregando i militari e provocando lievi lesioni a uno di loro. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato presso la Camera di Sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Favara e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. Successivamente è comparso dinanzi al giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l'arresto disponendo la traduzione in carcere in attesa del giudizio.
Ancora una volta la tempestività e l'intervento dell'Arma dei Carabinieri ha consentito di garantire la sicurezza della vittima e di impedire il reiterarsi di condotte vessatorie. È precipitato all'altezza di circa 4 metri mentre stava effettuando dei lavori su un immobile in campagna. È caduto a Licata dove un operaio sessantenne del posto è rimasto gravemente ferito. L'uomo ha riportato la frattura di 4 vertebre e dopo un primo ricovero all'ospedale San Giacomo d'Altopasso con l'ambulanza è stato trasferito al Sant'Elia di Caltanissetta. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso l'equilibrio precipitando. È stato lo stesso operaio, urlando, a richiamare l'attenzione dei presenti. In auto è stato subito accompagnato all'ospedale di Licata dove i medici hanno riscontrato la frattura di 4 vertebre, 2 delle quali cervicali. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani esprime soddisfazione per l'esito dell'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani sul tema della internazionalizzazione delle imprese siciliane. Stiamo vedendo proprio il video dell'incontro. Desidero rivolgere, dice, un sentito ringraziamento al ministro Tajani per la sensibilità istituzionale e la costante attenzione dimostrata verso il Mezzogiorno, in particolare verso la nostra Sicilia. La sua presenza è un segnale forte che rafforza il percorso intrapreso a sostegno delle varie imprese siciliane nei mercati esteri. Il mio governo crede fermamente nell'azione della Task Force per l'internazionalizzazione e intende sostenerla con strumenti concreti. Per questo mi impegno affinché siano stanziate adeguate risorse finanziarie già nella prossima legge di variazione di bilancio, così da garantire continuità e operatività a un'iniziativa che potrà offrire nuove opportunità al tessuto produttivo siciliano. E l'assessore regionale all'autonomia locale e funzione pubblica Andrea Messina ha firmato un decreto che assegna 3 milioni di euro ai comuni siciliani che si trovano in prima linea nella gestione del fenomeno migratorio. Il contributo straordinario previsto dall'articolo 6 della legge regionale 1 del 9 gennaio 25 punta a rafforzare la capacità operativa dei territori coinvolti, migliorare i servizi essenziali e favorire un sistema di accoglienza più equo e sostenibile. Nel dettaglio i contributi assegnati alla nostra provincia sono così distribuiti. Lampedusa e Linosa, primo presidio del Mediterraneo, riceve 1.427.000 euro, Porto Empedocle 132.446, Siculiana 125.200. E si sono insediati al Tribunale di Agrigento 5 nuovi vice procuratori onorari. Si tratta di Angelo Danilo Costa, Maria Pia Pagano, Giuseppe Logioco, Valentina Dazzo e Stefania Larrocca. La cerimonia di giuramento si è tenuta stamani davanti al collegio presieduto dal giudice Marco Salvatori. I 5 giudici dal 1 settembre saranno in servizio come pubblici ministeri di udienza davanti ai tribunali monocratici, svolgendo le funzioni dei procuratori togati davanti ai giudici di pace. Il sesto procuratore, Filippo Carlino, giurerà dopo la pausa estiva. E la Polizia di Stato rinnova il suo impegno al fianco degli anziani per contrastare il fenomeno delle truffe. È online sul sito ufficiale e sui canali social dell'istituzione una nuova campagna di sensibilizzazione con uno spot pensato per informare e proteggere, obiettivo dire basta ai raggiri ancora troppo frequenti ai danni delle persone più vulnerabili. Noi vi proponiamo il video della Polizia di Stato. Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti. Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote. Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato. Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo. Signora!
Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia. Maxi operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, 14 gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato nel Messinese su richiesta della DDA, i colleghi di Messina. Fin dalle prime ore dell'alba di oggi, gli agenti della Polizia di Stato sono impegnati nella esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Messina su conforme richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Messina a carico di 14 soggetti. Si procede per i reati di associazione per delinquere, finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte dalla sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Messina e dalla squadra mobile hanno consentito di individuare e smantellare un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, avente la base operativa in un noto rione situato nella zona sud della città, Mangialupi. Anche la deputata agrigentina Giovanna Iacone è tra i firmatari della proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dal Partito Democratico per il rilancio e la valorizzazione delle aree interne con un investimento per i territori previsto di 6 miliardi di euro. La proposta di legge introduce misure strutturali per rivitalizzare i territori, benefici fiscali per le imprese che investono nelle aree interne, agevolazioni per l'acquisto della prima casa per favorire lo smart working, incentivi per il personale scolastico e sanitario, per garantire servizi di qualità, un piano straordinario di investimenti pubblici per infrastrutture, mobilità e servizi essenziali. Sarà inaugurata il prossimo 24 luglio alle ore 10 la nuova strada appena rifatta che collega Bivona e Palazzo Adriano, chiusa da anni a causa di una frana. Il sindaco di Bivona, Mirko Cinà, provvederà a richiedere al presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, di poterla annettere alla rete provinciale in modo che possa essere assicurata la sua manutenzione. Vediamo il video del sindaco di Bivona, Cinà. Sono qui nella splendida cornice della Bivona Palazzo Adriano con questo panorama mozzafiato per invitare tutti il 24 luglio, giovedì, alle ore 10 all'inaugurazione di questa strada. Ci saremo le amministrazioni di Bivona e Palazzo Adriano e ci saranno due bambini, uno di Bivona e uno di Palazzo, che taglieranno il nastro per inaugurare la strada ed è penso sia un bel segnale dove consegniamo questa strada alle future generazioni affinché sia un momento di crescita per le due comunità. In quell'occasione inviterò pure il presidente della provincia, Pendolino, e consegnerò a lui una nota dove gli chiedo di modificare, di trasformare questa strada da comunale a provinciale, affinché ci siano sempre delle risorse per la manutenzione di questa strada e affinché si possa intervenire sulla frana che ha bloccato questi lavori per un paio d'anni. Io voglio ringraziare tutte le amministrazioni comunali. Il primo tracciato di questa strada è stato fatto nel 1952, allora sindaco c'era Giovanni Cinà, ma voglio ringraziare tutti i sindaci delle amministrazioni comunali che da quel 1952 ad oggi hanno contribuito a lavorare per raggiungere oggi questo importante risultato. Penso sia un fatto importante e straordinario. Io dal 2017, da quel giugno 2017, quando ho promesso ai miei concittadini che mi sarei occupato delle strade, l'ho fatto instancabilmente. Lo abbiamo fatto con la Palazzo Adriano, trovando le risorse e il finanziamento aggiuntivo per completare l'opera, sbloccando, perché era tutto bloccato all'assessorato territorio ambiente in una commissione che si chiama CRPPN, e abbiamo sbloccato grazie a bravi tecnici, anche assessori bravi che si sono occupati tecnicamente delle relazioni. Quindi è stato fatto un grande lavoro per sbloccare, diciamo, questi pareri e per avere il finanziamento. Dicevo, abbiamo promesso ai nostri concittadini di lavorare sulle strade e lo abbiamo fatto con la Bivona Lucca Sicola, dove ho trovato una mulattiera
abbiamo speso 3 milioni di euro che abbiamo trovato a Semidavo di Lucca Sicola. Stiamo spendendo 20 milioni di euro, frutto di un lavoro sinergico di tutti quelli che hanno lavorato per le aree interne, dei 12 sindaci della SNAI, di quelli che ci hanno preceduto, ma oggi il risultato è questo. C'erano 13 milioni, ho trovato altri 7 milioni e siamo a 20 milioni e stanno andando tutti a gara d'appalto. A settembre partiranno i primi lavori, quindi è un risultato che avremo nell'immediato. Un altro importante risultato sono i 7 milioni di euro della Mare Monti, che è diverso dalla Borgo Bonsignore, sono due cose completamente diverse, però questo sarà poi un altro tema che affronteremo in un altro momento. Per finanziamento voglio ringraziare della progettazione dei 7 milioni a Marco Falcone, a Giusy Savarino, al presidente Musumeci e a Filippo Perconti, perché tutti si sono impegnati per raggiungere quell'obiettivo. Ora la progettazione è costata 7 milioni, il progetto complessivo costerà 100 milioni, bisogna trovare queste importanti risorse per completare quelle che sono, diciamo, le strade che a noi interessano per farci uscire dalla marginalità territoriale. Comprendo che c'è chi fa i video, chi vuole un pezzo di gloria che non ha potuto vivere, diciamo, nel suo percorso, e lo comprendo, è un momento di gioia e ce lo dobbiamo godere tutti, quindi tutti dobbiamo essere protagonisti a vario titolo, ma per quello che noi abbiamo fatto io sono soddisfatto. Ringrazio i miei assessori di tutte e due le amministrazioni e tutti i consiglieri comunali. Ad Agrigento l'area progressista unita prende forma, coinvolge realtà sociali e associative della città, definisce un programma all'unanimità, designa un portavoce e Onofrio, cosiddetto Nuccio Dispensa, giornalista già vice direttore dei giornali Radio Rai e del TG3. A dare vita all'area progressista sono il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, l'Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e significative realtà sociali e culturali come Controcorrente, Restare per Cambiare, Lega Ambiente, Arci, Agrigento in Comune, Agrigento Punti a Capo, i Laici Comboniani e l'associazione Adila. Già il prossimo 28 luglio, lunedì, alle 19 allo Scaro Caffè di Piazza Ravanusella, l'area progressista tornerà a confrontarsi con la città, a raccogliere idee e indicazioni per fare uscire Agrigento dalla grave situazione nella quale viene a trovarsi nell'anno che invece avrebbe potuto risolvere alcuni dei tanti problemi, a cominciare a costruire una prospettiva di rinascita. È presentata oggi all'AS la rete di Trieste, una piattaforma trasversale di amministratori locali ed esponenti politici cattolici, nata nel febbraio 2025 per promuovere una politica dal basso fedele alla dottrina sociale della Chiesa. Vediamo l'intervista della parlamentare e sindaco di Pontevago Margherita La Rocca Ruvolo, che fa parte del coordinamento nazionale della rete di Trieste. L'intervista. È una rete trasversale, molti di noi militano nei partiti che hanno scelto e all'interno di cui fanno politica, però nel momento in cui ci confrontiamo con quelle che sono le necessità dei territori, spesso si incontra una solitudine che talvolta diventa anche assordante. La rete intanto nasce dalle settimane sociali di Trieste e quindi da questo incontro con un unico comune denominatore che è quello della fede. Questi cattolici hanno deciso di far valere il loro ruolo nel portare avanti le istanze dei cittadini. Sono venuti fuori dei temi su cui confrontarsi, il welfare per esempio, che sia un welfare inclusivo, reale, concreto, e chi è sindaco sa bene che talvolta non ci sono le risorse per fare tutto ciò e mettere tutto ciò in rete. Nasce da quello che vuol dire le periferie. Oggi abbiamo, e questo è un fenomeno che va dal nord al sud, lo svuotamento in qualche modo dei centri periferici, quindi riportare a misura abitativa questi luoghi. Nasce
proporsi come scuola politica e quindi ognuno con la propria esperienza si mette insieme. Devo dire, il 14 e il 15 febbraio alla Domus Maria è nata la Costituente, la rete si è costituita realmente a febbraio, noi in questi giorni la stiamo portando noi in giro per la Sicilia per far conoscere che cos'è, da dove muove e cosa vuole fare partendo dal basso. Domani la presenteremo in Senato e quindi a livello nazionale, e l'obiettivo è quello di mettere questi temi insieme, portarli su tavoli che possono essere regionali e nazionali per cambiare quello che fino ad ora rimane come stallo. Presentata oggi alla stampa la festa di San Calogero, che si svolgerà a Favara dal 25 luglio al lunedì 4 agosto, una tradizione che dura nel tempo. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato, che ha seguito l'evento. Pronta l'edizione 2025 dei festeggiamenti in onore di San Calogero a Favara. Il comitato ha già allestito un ricco programma che si articola tra religiosità, tradizioni popolari e intrattenimento artistico. A presentarlo ieri al Castello Chiaramonte i componenti del comitato Giovanni Giglia e Giuseppina Vullo, assieme al parroco Don Michele Termine e alla presenza del sindaco Antonio Palumbo e dell'assessore Angelo Airofarulla, che hanno evidenziato come il comune di Favara, pur nelle ristrettezze economiche, è vicino ai comitati e alle associazioni, fornendo loro, oltre che il patrocinio, anche il supporto burocratico amministrativo per la buona riuscita delle feste. Il programma si articola in varie iniziative che coinvolgono non solo il popoloso e attivo quartiere di San Calogero, ma l'intera città di Favara. Luminari, animazione sociale, incontri tra fede, storia e tradizione popolare e naturalmente intrattenimento musicale. I festeggiamenti sono in programma da venerdì 25 luglio a lunedì 4 agosto. Programmati incontri nei quali si parlerà di pace del mondo, di vocazioni, alcuni momenti saranno dedicati agli anziani, ai giovani, ai migranti. Domenica 27 luglio, prima serata musicale e danzante con Peppuccio Barravecchia e i Tequila Show. Martedì 29 luglio, spazio al Burraco sotto le stelle, curato dall'associazione Blue and Red e da US Acli Sicilia. Sabato 2 agosto nel pomeriggio, raduno di auto e moto d'epoca, e in serata il cabaret con Mariuccia Cannata, presentato da Giusy Moscato. Domenica 3 agosto, giornata interamente dedicata a San Calogero, in programma diverse sante messe, la prima all'alba alle ore 5:30, fino ad arrivare alla solenne celebrazione delle ore 19 e la successiva processione del simulacro di San Calogero per le vie della città, con il primo arrivo in piazza Cavour, dove ci saranno i fuochi d'artificio, e poi a mezzanotte il ritorno in chiesa e la chianata di San Calò al suono dei tradizionali tammura. Festeggiamenti che si concluderanno lunedì 4 agosto con il concerto dell'attesissimo cantante neomelodico Gianni Celeste. Ma sentiamo Don Michele. La parrocchia di San Calogero, ma l'intera città, si prepara a festeggiare il Santo Nero. San Calogero tra i più venerati in assoluto, soprattutto dalle nostre parti. Una festa religiosa, una festa popolare, una festa che ripercorre le tradizioni della città. Io direi anche una festa antica, perché come negli altri paesi a Favara San Calogero è festeggiato da tanto tempo, tanto che esisteva una chiesa della fine del 1600, magari adesso non c'è più, è stata costruita nel 1963 la nuova chiesa, però determina anche la presenza di un culto antico, anche la statua di San Calogero è antica. Ecco perché questa tradizione non si ferma, perché è voluta dai cittadini e anche dal comitato che ha organizzato questa festa. Dicevamo religiosità, ma anche tradizione popolare. Sì, tradizione popolare, perché il comitato si organizza con varie iniziative, con le raccolte che fanno con i cittadini, quali collaborano, e poi giorno finale, il 4, ci sarà anche la presenza di un cantante che animerà anche il momento di condivisione popolare. Qual è ancora l'attualità di San Calogero? Ma l'attualità di San Calogero è quella della missione, dell'evangelizzazione, perché lui è venuto in terra di Sicilia con il permesso del Papa del Tempo per evangelizzare. Quindi la priorità di San Calogero oggi è quella della Chiesa, di testimoniare Cristo e di portare il Vangelo. Favara ha molta fede
in San Calogero? Sì, devo dire sì, perché la gente viene a visitare anche il simulacro di San Calogero, e poi la festa è partecipata proprio il giorno 3 quest'anno, che corrisponde alla prima domenica di agosto, dove il santo viene venerato ogni anno secondo la tradizione favarese. Linea alla regia per la pubblicità. Le agevolazioni per le imprese del settore turistico-ricettivo sono state al centro di un convegno che si è svolto alla Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo. Illustrate nel corso dell'incontro le misure di sostegno previste dal programma, finalizzate a supportare investimenti per la riqualificazione dell'offerta turistica e il potenziamento delle strutture ricettive. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. 135 milioni di euro, una boccata di ossigeno, comunque una risorsa importante per una misura che rappresenta un supporto per le strutture extraalberghiere. Assolutamente sì, il turismo è diventato oramai un'industria a tutti gli effetti, bisogna sfruttarlo al meglio, e queste somme servono pure per far infrastrutturare tutti gli imprenditori che vogliono o ampliare la propria attività o vogliono iniziare un'attività nuova, sia alberghiero sia extraalberghiero, cioè B&B e case vacanze. La Camera di Commercio darà il suo supporto attraverso il punto impresa digitale, riesce ad arrivare immediatamente alle imprese tramite naturalmente i propri canali, che sono quelli del registro camerale, e speriamo, ecco, che si possa fare un buon lavoro mettendoci tutti in rete. Noi avremo la possibilità di supportare tutte le strutture alberghiere ed extraalberghiere presenti nel comune, soprattutto quelle che sono in centro storico, perché con questo bando si potrà riqualificare anche sotto l'aspetto immobiliare l'immobile o gli immobili che fanno parte delle strutture alberghiere o extraalberghiere. Quindi che ben vengano questi bandi e che ben vengano le riqualificazioni di queste strutture. Presidente, l'Ordine degli Ingegneri darà un supporto fondamentale in fase di progettazione. Certamente sì, queste strutture alberghiere vanno rinnovate, è importante perché in termini di percentuale e di PIL e di occupazione le strutture alberghiere in Sicilia hanno percentuali di PIL che sono superiori a quelle delle medie europee e delle medie italiane. Bisogna portare a terra questi investimenti, e per portare a terra questi investimenti servirà il supporto ingegneristico per tante attività. Sono tutti ambiti in cui l'intervento dell'ingegnere è fondamentale per poter far di questi bandi non una spesa ma un investimento. Soprattutto sul fronte dell'efficientamento energetico. Certamente sì, l'efficientamento energetico, grazie per l'assist. L'efficientamento energetico è importantissimo perché grazie all'efficientamento energetico noi riusciamo, investendo oggi, ad avere liquidità domani, perché saranno soldi di bolletta e non spese. Quindi auspico che nella nostra terra alberghi questa mentalità, e soprattutto che ci si possa affidare a dei professionisti che abbiano delle competenze specifiche. Investire è un senso di responsabilità, di visione e di bellezza e di futuro a lunga gittata. Se vogliamo un turismo che non sia soltanto numeri e presenze, ma cambiamento reale, dobbiamo usare questi fondi con intelligenza, non solo per costruire strutture, ma per generare una cultura imprenditoriale. Siamo protagonisti nell'accompagnare le imprese in questo bando importantissimo, bando riservato solo alle imprese, ricordiamolo, solo alle partite IVA. Bisogna stare molto attenti a presentare progetti di qualità. Il nostro ruolo è fondamentale anche nella programmazione dei business plan e nell'asseverazione della parte finanziaria, patrimoniale ed economica. Credo che sia un momento in cui questo bando, se sfruttato per la qualità alberghiera ed extraalberghiera, possa fare un ulteriore salto di qualità al sistema turistico del nostro territorio. Critiche alla sanità nel Trapanese che riguardano principalmente la rete ospedaliera, l'intervento dell'Ordine dei Medici. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Un'emorragia da 400 milioni di euro ogni anno, tanto costa alla regione pagare per le cure dei siciliani oltre lo stretto. Per lo più si tratterebbe di migrazione sanitaria extraregionale verso le regioni del nord, ma ci sono anche cure fuori dall'Italia.
Nei paesi, cioè europei, una piccola quota viene recuperata attraverso la migrazione attiva, ovvero cure di alta specialità che vengono eseguite in Sicilia anche nei confronti di pazienti provenienti da altre regioni o paesi, ma i dati inviati in Commissione Salute insieme alla bozza di rete ospedaliera sulla quale c'è da esprimere un parere obbligatorio non spiegano il dettaglio di questa migrazione. Se non si comprende per cosa, da dove, verso dove si scappa per curarsi fuori dalla Sicilia, con un esborso di 400 milioni di euro per le casse regionali, è impossibile per noi dare un ragionato parere sulla rete ospedaliera che proprio su questi numeri dovrebbe basarsi per costruire una sanità degna di questo nome, sostiene Antonio De Luca, capogruppo Movimento 5 Stelle all'Ars e componente della sesta commissione di Palazzo dei Normanni. Proprio in questa settimana la commissione è chiamata ad esprimersi sul piano ospedaliero messo a punto dall'assessore Daniela Faraoni. Si tratta, dice il capogruppo Movimento 5 Stelle, di numeri essenziali che dobbiamo avere sul tavolo per capire dove è giusto tagliare e dove è necessario aggiungere posti letto, specializzazioni. Si deve cioè capire dove e perché ci sono situazioni di crisi, come al pronto soccorso di Noto, ad esempio, dove si può stare male fino alle 20 perché dopo quell'ora la struttura è chiusa. È soltanto l'ultimo elemento di un'analisi in corso sulla bozza di piano attualmente in discussione anche con le autonomie locali, una bozza che inevitabilmente ha fatto scattare polemiche di tipo campanilistico ma anche di natura politica. E sul riordino della rete ospedaliera nel Trapanese, ad esempio, continua a pronunciarsi e definirsi contrario anche Dario Safina del PD. Leggo dalla stampa che si sarebbe trovato un accordo tra le istituzioni locali e l'assessorato regionale alla sanità sul riordino della rete ospedaliera trapanese. Mi dispiace dirlo con tanta chiarezza, ma questo non è un accordo, è piuttosto la certificazione dell'abbandono di un intero territorio. Dopo settimane di incontri, trattative, confronti, ci troviamo davanti a un documento che non risolve i nodi principali, ignora le vere esigenze della provincia di Trapani e lascia irrisolte questioni di importanza cruciale, dice infatti il deputato. La chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia a Pantelleria, dice Safina, è un atto gravissimo. Mi si dice che le future mamme non saranno lasciate sole, che ci sarà sempre un ginecologo reperibile, ma come si può pensare che questo basti? Dove sono i percorsi di assistenza per le gravidanze? Chi seguirà le donne nei mesi più delicati della loro vita? Si può davvero credere che un consultorio, peraltro sottodimensionato, possa sostituire un reparto ospedaliero? Ma è sul caso di Castelvetrano che Safina esprime la sua più forte condanna. Il punto più grave, dice, e su cui non posso tacere, è la totale assenza di risposte sulla cancellazione del reparto di urologia oncologica. Proprio in Castelvetrano parliamo di un presidio che la stessa regione aveva individuato come riferimento per tutta l'area occidentale della Sicilia. E ora? Silenzio. Questo silenzio è un affronto non solo ai professionisti che vi lavorano, ma ai pazienti che vi si curano ogni giorno, un'intera comunità che rischia di perdere un punto di eccellenza per miopia e inerzia. Safina contesta anche l'impianto generale del piano presentato. Ci viene detto che si è cercato un equilibrio, ma io vedo solo tagli, rinunce e scelte che penalizzano le aree più deboli. Ci viene detto che si è fatto un lavoro di ascolto, ma ascoltare non basta se poi non si agisce. Soprattutto ci viene detto che tutto questo serve a garantire una sanità più efficiente, ma l'efficienza non si misura in tabelle, si misura nella qualità delle cure, nell'accessibilità dei servizi e nella fiducia dei cittadini. Safina conclude con un appello forte alla responsabilità delle istituzioni regionali, perché la sanità, dice, non è una spesa da contenere, è un diritto da garantire sempre a tutti. Sarà l'atrio del Palazzo Comunale di Agrigento venerdì 1 agosto alle ore 21 a fare da cornice alla cerimonia di premiazione del concorso fotografico dedicato al mandorlo in fiore e alla festa di San Calogero, un evento che intende valorizzare attraverso lo sguardo di fotografi e professionisti due simboli profondamente radicati nella cultura della città,
Durante la serata, accanto alla proclamazione degli scatti vincitori, saranno anche conferiti dei riconoscimenti speciali a personalità del territorio che si sono distinte nel campo della comunicazione, dello spettacolo e dell'imprenditoria, portando con orgoglio il nome di Agrigento oltre ai confini nazionali. L'evento è organizzato dal giornalista Domenico Vecchio. A Ciminna è entrato nel vivo il Gattopardo Cine Festival. Le interviste a due dei protagonisti della manifestazione sono gli attori Domenico Centamore e Antonio Catania. Ciminna per questo Gattopardo Cine Festival è un appuntamento importante per il territorio, ma anche per la promozione del cinema stesso. Sì, certo, benvengono queste manifestazioni. Ciminna è l'esempio, anche perché Ciminna è diciamo, la cittadina storica dove è stato girato il Gattopardo, e quindi benvengono queste manifestazioni proprio per promuovere il territorio, la nostra terra. Io, essendo siciliano e sono fiero di essere siciliano, sono pro queste manifestazioni, quindi bravi tutti gli organizzatori del Festival di Ciminna, perché promuovere il nostro territorio fa sempre bene, e speriamo ne vengano altri di queste manifestazioni. Ecco. Prossimi impegni? Ma prossimi impegni io ho proprio imminente, il 24 esce un film al cinema che è Il Paradiso in vendita, per la regia di Luca Barbareschi, e questo è al cinema. A ottobre ci vedremo con le 9 puntate di Macari la 4ª stagione. E poi quest'inverno, esattamente, credo nel 2026, ecco, parliamo così, uscirà una nuova serie televisiva per la regia di Marco Pontecorvo, Una finestra vista lago, dove farò il brigadiere in questo film, un film diciamo in costume, perché parliamo di anni 30, quindi spero che vi piaccia, insomma, quindi bello pieno, dai. Ci vediamo al cinema. Dalla sua esperienza, un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere questa strada dell'attore? Il consiglio è che se uno vuole veramente ci crede, ci deve credere fino in fondo, deve essere disposto a tutto, deve essere proprio una passione che ti porta a rinunciare a tutto il resto. Se uno sente veramente, ha questa forza di volontà di intraprendere questa carriera e di perseverare, soprattutto perché non è tutto rose e fiori, non è che tu subito ti dicono di sì, sentirai tanti no, però devi insistere, no? E soprattutto devi capire se c'hai talento, perché se non ce l'hai devi capirlo, è inutile che continui a insistere in una strada che poi non porta a nulla. Quindi determinazione, e io dico studio, perché per tutto bisogna studiare, anche per fare l'attore. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.